con questo libro, che è un libro rigoroso, da storico più che da giornalista direi, perché da storico? Dov'è la differenza tra storico e giornalista? Lo storico accede agli archivi, accede ai documenti e cerca di dimostrare un'ipotesi di lavoro con dati di fatto. Il giornalista a volte viene più trascinato dalla quotidianità. Il lavoro di Garbellini invece è stato un lavoro da storico, ma con la penna del giornalista. Innanzitutto una piccola parentesi. È vero che stiamo parlando di storia, ma in un certo senso la storia è ancora cronaca, perché i processi di Bologna che hanno fatto piena luce sulla strage di Bologna e anche sul coinvolgimento del terrorismo di destra veneto. Veneto vuol dire Veneto, quindi Polegine vicino al Veneto, ma dopo ne parleremo. Sono di pochissimi mesi fa. A Brescia ci sono ancora in corso due processi per fare piena chiarezza sulla strage che ha citato prima il professore di Brescia 1974. Due processi che tendono a fare piena chiarezza e a individuare tutti i responsabili materiali di quell'attentato, di quella strage. E anche in questo caso le connessioni con il Veneto e con Rovigo sono tantissime. In primo luogo perché appunto i condannati all'ergastolo per quella strage sono già Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, che ha ricordato prima, poi perché ci sono altri veronesi al momento che sono imputati per quella strage. Quindi la cronaca è ancora diciamo in pieno svolgimento e quindi la storia deve essere ancora del tutto sì, non riscritta, perché la tesi storica è quella, quindi ordine nuovo, responsabile degli attentati, dei principali attentati della strategia della tensione, ma la cronaca giudiziaria in questo caso, potrà corroborare quanto affermato dalle precedenti sentenze e ampliare il quadro dei responsabili e della dinamica dei fatti. Per tornare invece al nostro territorio, la destra eversiva, diciamo così, destra eversiva ha cominciato ad attecchire a Rovigo alla fine degli anni 60, quando alcuni, diciamo così, chiamiamolo così, reduci del movimento della Repubblica Sociale, alcuni reduci di Salò e aderenti al movimento sociale hanno cominciato ad organizzarsi ancora non in maniera clandestina ed eversiva, ma hanno cominciato a fare opera di proselitismo. Questa opera di proselitismo ha fatto breccia soprattutto in alcuni giovani che hanno cominciato a considerare, tra la fine dei 60 e i primi degli anni 70, a considerare troppo morbido il movimento sociale. Il movimento sociale era, diciamo, quel partito legato alla tradizione della Repubblica Sociale di Salò e quindi della destra costituzionale, che però appunto veniva considerato troppo morbido da questi giovani, che infatti nel giro di pochi mesi fuoriuscirono dal movimento sociale. Cosa facevano questi giovani? Ad esempio, consideravano Franco Freda come uno dei loro simboli da seguire, come quello che adesso definiremo un cattivo maestro. Franco Freda, leader di Ordine Nuovo a livello nazionale, considerato autore non soltanto dal punto di vista storico ma non giudiziario della strage di Piazza Fontana, ma autore di tutti gli attentati che precedettero quella strage, una serie di attentati sui treni per creare, per seminare il panico, creare quel terrore cui diceva prima il professore e che diciamo anticiparono la strage di Piazza Fontana. Ecco, questi giovani quindi cominciarono a seguire le tesi, le teorie di Franco Freda. Il principale di questi giovani è Giovanni Melioli. Giovanni Melioli, rodigino, fuoriuscito dal movimento sociale, vicino diciamo, al gruppo di Franco Freda, infatti frequentava anche la libreria Zelino, la libreria Padova, citata prima di Padova, libreria che propugnava e diffondeva le tesi legate all'eversione, all'abbattimento dello Stato democratico, alla disintegrazione del sistema, tutte queste tesi e teorie che sono alla base dell'eversione di destra e di Ordine Nuovo.